Primi giorni di ritiro per l'Aragona Calcio, che squadra sta venendo su? Di che livello è l'organico di quest'anno? Diciamo che l'organico è di tutto rispetto, abbiamo alzato l'asticella, i giocatori sono stati scelti con un lavoro certosino fatto da società, presidente, a capo, direttore Ficarra, direttore Di Benedetto e lo staff. Ora è il momento di lasciare stare le chiacchiere, iniziare a faticare, a sudare e saremo pronti sia per il 14 per la Coppa che per l'inizio campionato. Che ruolo potrà recitare l'Aragona in questo campionato di promozione? Ma guarda, noi non ci siamo posti obiettivi, il nostro compito, come ho detto nelle precedenti interviste e anche nella presentazione, è quello di divertirci e fare divertire la gente. Per noi il successo più importante è portare tante famiglie con bambini e donne allo stadio, perché la squadra non è nostra ma è della città e quindi noi ci teniamo a questo traguardo. Logicamente cercheremo di alzare l'asticella e non ci nascondiamo, punteremo ad arrivare tra i primi 5, quindi ai playoff. Come sarà impostato il ritiro precampionato dell'Aragona Calcio? Guarda, allora oggi seduta pomeridiana, domani avremo un doppio, mattina parte atletica, pomeriggio parte tecnica, giovedì andremo di pomeriggio, venerdì di pomeriggio, sabato avremo l'amichevole con San Giovanni, prima faremo dei piccoli lavori e domenica l'amichevole Aldino Liotta. La settimana successiva riprenderemo come questa settimana, quindi tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Turismo perché pensiamo di aver lavorato bene, per costruire qualcosa di importante non si improvvisa dall'oggi a domani, ma è già da 2 o 3 mesi, diciamo, appena finito il campionato, ci siamo messi di buzzo buono, come si suol dire, e abbiamo allestito, pensiamo, un buon team, in quanto ci siamo affidati a un allenatore giovane ma nello stesso tempo esperto, capace, professionale, quindi insieme a lui, insieme al suo team, il dottore Curella e il DS Gioacchino Ficarra, abbiamo lavorato per costruire, secondo le sue esigenze, un team che penso che ci darà delle soddisfazioni. L'obiettivo finale è quello di disputare un torneo d'alta classifica, i playoff, l'obiettivo minimo? Ma io, diciamo, sono uno che sta sempre con i piedi piantati per terra. Io dico che se questa squadra, come ho detto in questi giorni, cimenta questo gruppo, si allenano duramente ma con serietà, alla fine i risultati non mancheranno. Non mettiamo limite alla provvidenza, ma con molta umiltà, come nel nostro stile, ma senza paura di nessuno andiamo avanti per fare bene. Rispetto allo scorso anno, quest'anno si è alzato il livello tecnico della squadra. Il livello della nostra squadra sicuramente, perché sono arrivati degli elementi nuovi per il primo anno, diciamo, c'è gente di fuori, 3 ragazzi che vengono di fuori di cui abbiamo ottime referenze, poi ci sono altri giovani, l'età media si è abbassata, ma c'è un misto tra giovani e anziani, diciamo, per far sì che questo club alla fine raggiunga i risultati che ci siamo prefissi. Il primo giorno che abbiamo iniziato c'è una grande impressione, che ho visto qualcosa di buono, però ancora dobbiamo aspettare, ma sicuramente nascerà qualcosa di bello. Arriva all'Aragona con quali ambizioni, con quali obiettivi? Lei ha alle spalle una carriera importante, anche di categorie superiori. Vabbè, questo non c'entra nulla. Sono venuto qua perché c'è un grande presidenza, una bella dirigenza e mi sto trovando pure bene già dall'inizio. L'Aragona quest'anno cercherà di fare meglio dell'anno scorso e ci sono i presupposti di fare bene. Non guardiamo in faccia a nessuno, né Tizio né Caio né Martino, ci facciamo la nostra strada di fare bene e divertirci. La squadra è al completo oppure manca ancora qualcosa? Il mercato è aperto per l'Aragona Calcio? Guardi, il nostro direttore ci sta lavorando, ma siamo al completo. Poi se manca qualcosa sulla ciliegina della torta, ci penserà il direttore. Ai tifosi quale messaggio vuole lanciare? I tifosi è inutile che ne parliamo perché ogni domenica vengono al campo di starci vicino come sempre, come hanno fatto sempre perché Aragona
una bella piazza come persone che vengono al campo.